Mi ha preso per il collo, mi ha tirato i capelli, mi ha scosso e così. E cosa ho fatto io? Io ho urlato più che potevo. Ho urlato tanto e mi sono sfinita. Ha urlato fino allo sfinimento la signora Franca, solo così dice ha fatto scappare il gruppetto di uomini, 3 o forse 4, che tra sabato e domenica di Pasqua le sono entrati in casa, questa abitazione sulla strada principale di Farrò. Sono circa le 2 di notte, Franca, 66 anni, è in camera e sta dormendo quando sente qualcuno che cerca di immobilizzarla. Ero a letto, mi ricordo che ero a letto e aveva gli occhi neri, ma neri come il carbone. Io non mi ho mai visto occhi neri così. Le urla, prosegue il racconto, fanno svegliare anche la badante che dorme in una stanza vicina allo stesso piano, è una donna di 61 anni e cerca di intervenire. E anche a lei la strattonano, la fanno cadere per terra e le danno uno sberla, perché lei ha ancora il segno. La signora parla di attimi concitati con gli uomini dall'accento straniero che però non rubano nulla ed escono di casa a mani vuote e di tutta fretta. Scatta la chiamata al 118 e ai carabinieri che arrivano sul posto per decifrare i contorni della vicenda. Mentre i militari di Cison stanno procedendo all'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per verificare eventuali movimenti sospetti, il comune ha avviato a sua volta degli approfondimenti, come conferma il sindaco Mario Colletta, allertati i servizi sociali. In attesa di chiarire dinamiche e dettagli, Franca non è affatto tranquilla. Non è mai successo niente, potevo dormirmene tranquilla, Io adesso a dormire tranquilla, la sera da sola, non me la sento.